Enzo Di Natali, recentemente un sondaggio pubblicato da Repubblica ha dichiarato che il 37% degli italiani desidererebbe un partito di ispirazione cattolica. Lei è sempre stato molto vicino a questa tematica. Cosa ci dice a riguardo? Beh, il fatto che più del 50% degli italiani rinunzia attualmente al diritto al voto deve indurci a riflettere. Non è un fatto secondario che il 50%, la metà, più della metà, a volte non va a votare, evidentemente è un dato. E questo dato così alto oggi dice che una percentuale così alta vorrebbe il ritorno di un partito di ispirazione cristiana. Per qual motivo? Perché la democrazia cristiana si costruì su uomini anzitutto di alta levatura culturale. Non si può fare cultura, non si può fare politica senza cultura. E oggi purtroppo noi assistiamo ad un decadimento culturale degli uomini della politica. La seconda cosa, il secondo insegnamento che ci viene dalla democrazia cristiana è che gli uomini elaborarono un cosiddetto codice, il codice di Camaldoli, famosissimo, che fu la piattaforma del nuovo Stato che venne dopo la caduta del fascismo. La terza cosa per cui oggi le persone desiderano un partito di ispirazione cristiana, che la democrazia cristiana, quando era al governo, soprattutto nel ventennio 1950-1970, fece tutta una serie di grandi riforme che cambiarono lo Stato risorgimentale. E quelle riforme furono fatte col dialogo e la partecipazione di tutte le forze politiche. Per cui la democrazia cristiana ci insegna, un partito di ispirazione cristiana ci insegna l'importanza del dialogo. Dalla destra alla sinistra ai comunisti votarono tutte quelle riforme che furono la riforma del lavoro, della scuola, della sanità, delle pensioni e via dicendo, mettendo al centro la dignità della persona E umana. io le chiedo, in un contesto politico attuale, quale quello che viviamo, che certamente non è sereno, è molto avvelenato, c'è spazio per un discorso così nobile? E oggi non solo c'è spazio, c'è l'esigenza e la cittadinanza, sono le persone che stanno facendo un confronto tra ciò che fu la politica negli anni 50 fino agli anni 90 a quella che oggi è la politica. Basta una considerazione. Un lavoratore va in pensione e gli tolgono il 30-40% dello stipendio. È assurdo, impossibile, impensabile. Ecco il bisogno di un ritorno dei cattolici